Oggi tappa a Sestri Levante per i giovani liguri diretti a Roma dal Papa. In Basilica la riflessione sul fare casa, con l'invito ad ascoltare le persone che ci vivono accanto, dopodiché la messa del Vescovo diocesano. Dio non si dimentica mai di noi, così Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare di Genova, celebrando l'Eucaristia in cattedrale a Chiavari a conclusione della prima tappa partita da Rapallo. Chiavari Via del Pino riaprirà al traffico domattina, concluso il cantiere per la messa in sicurezza delle condotte sotterranee. La strada sarà pulita e riaperta alla circolazione tra le 9 e le 10. 174.000 euro spesi per rimettere a posto il lungomare di Zoagli, ieri il sopralluogo di Comune e Regione, poi la visita al primo lotto della strada di collegamento tra Semorile e la Fontana Buona. La Chiesa è opera di Dio e tutti ne facciamo parte. Nel celebrare la festa patronale di Rialto a Chiavari, il Vescovo ha invitato ad amare la Chiesa e a non giudicarla soltanto per i suoi limiti umani. Torna a Lavagna Medioevo con Gusto, venerdì dalle 18 a mezzanotte spettacoli, giochi e danze con 3 gruppi musicali itineranti in centro città. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi, seconda tappa del cammino dei giovani liguri verso l'incontro con il Papa a Roma. I ragazzi hanno raggiunto questa mattina Sestri Levante dopo aver attraversato Chiavari, Lavagna e le Rocche di Sant'Anna. Dopo un momento di svago al mare è giunto il momento della riflessione nella Basilica di Santa Maria di Nazareth sul tema fare casa. A parlarne il responsabile del SERMIG, il servizio missionario giovani della zona di La Spezia. Lo ha intervistato Don Luca Sardella. Come è possibile, partendo anche dalla vostra esperienza del SERMIG, aumentare, affinare questa sensibilità del fare casa nel mondo giovanile? Insegnando loro il perno che è l'ascolto. L'ascolto consente di avvicinare le persone e dare loro casa. Qualunque persona tu ti possa trovare a fianco, dicendo qualunque persona, però partiamo dalle esperienze fondamentali, cioè in famiglia, staccarsi dai mezzi di comunicazione che sono telefonini, tablet e tutto il resto e cominciare a fare casa con le persone che hai accanto, a scuola, in ufficio, per poi aprire il cuore a tutte le occasioni e tutte le storie che incontri nella tua vita. Che tipo di casa cercano i giovani? I giovani cercano una casa vera, sono mediamente stufi di sentire parole e vogliono cercare testimonianze concrete, quindi noi abbiamo una responsabilità pazzesca perché dobbiamo dar loro la certezza che quello che ascoltano sia vero. Se questo è vero, loro si danno al 100% e quindi a quel punto sono loro che convincono gli adulti che il percorso è fattibile, che si può fare una vera rivoluzione H24 dell'accoglienza e essere casa. E gli adulti come possono accompagnare i giovani nel aiutarli a riscoprire questa dimensione di appartenenza ad una casa grande, come può essere il mondo, come può essere la presenza dell'altro nella propria vita? Gli adulti devono essere anche loro veri al 100%. Mettersi in testa che la responsabilità è grande e non si può barare mai, perché recuperare un passo falso è difficilissimo e poi avere l'umiltà di imparare anche dai giovani, perché se i giovani si mettono in gioco e noi nonostante le nostri muri, le nostre difficoltà riusciamo a seguirli, ad accompagnarli, a prendere anche coraggio da quello che fanno, abbiamo già cambiato il mondo. La tappa odierna di Sestri Levante si è conclusa con la messa celebrata dal Vescovo diocesano nella chiesa di Santa Maria di Nazareth. Monsignor Tanasini ha invitato i giovani ad avere familiarità con Gesù attraverso 3 strade. Ascoltarlo, in particolare ascoltare la sua parola che è vita e ci sostiene, ha detto. Parlare con Lui e avere fiducia in Lui perché anche nei momenti difficili non ci lascia affondare. Terzo, ha spiegato, essere consapevoli che Gesù ci invita ad entrare nella sua casa, dunque è vivo e ci accoglie e se ci accoglie, ha concluso, non si allontanerà e non ci tradirà mai. Ora facciamo un passo indietro. Ieri i pellegrini hanno concluso la prima tappa del cammino con la messa in cattedrale a Chiavari celebrata dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi. Sentiamo. È un cammino intenso e ricco di aspettative per i 140 giovani delle diocesi di Chiavari, La Spezia e Genova. Questa mattina è ripreso con l'allegria, l'entusiasmo, il sudore di questa calda estate. La prima giornata si è conclusa nel seminario vescovile di Chiavari, dove il gruppo è stato accolto e ha potuto ringraziare il Signore nell'Eucaristia celebrata in cattedrale. Qui Monsignor Nicolò Anselmi ha ripreso alcuni spunti emersi nel corso della mattinata dalla riflessione proposta da Don Mario Rolando. Monsignor Anselmi ha sottolineato 3 aspetti: l'esperienza
esperienza di bellezza che ogni cristiano vive perché è abitato da Gesù, il desiderio di ciascuno di essere riconosciuto dal mondo, ma prima di tutto da Dio, il quale affida a tutti compiti straordinari. Infine l'appartenenza a Dio che non si dimentica mai di noi. A volte siamo preoccupati, ansiosi su quello che sarà della nostra vita, su quello che dobbiamo fare noi. Ma prima che facciamo qualcosa noi, fa qualcosa Lui nella nostra vita. E allora ci facciamo proprio l'augurio di lasciare che Lui lavori, che Lui presente dentro di noi trasfiguri la nostra esistenza e la faccia diventare bella e santa come la sua. Tante le aspettative che già dalla prima giornata di cammino sono emersi nei gruppi di lavoro. Io credo che le aspettative siano abbastanza alte, in fondo è un sinodo interamente dedicato ai giovani in cui gli è stato chiesto in prima persona durante questo anno di mettersi in gioco, di rispondere a delle domande, di chiedersi un po' che chiesa vogliono, che chiesa sognano, e andare a Roma dal Papa a pregare su questo credo sia una questione fondamentale, importante. Ma diciamo risposte positive, risposte che possono magari stimolare anche i vescovi al sinodo per proposte nuove all'interno della Chiesa, perché i giovani ovviamente hanno bisogno anche di dare la loro opinione e anche di rispondere alle provocazioni che la Chiesa fa, insomma. Seguire e coinvolgere un giovane oggi, che cosa servirebbe secondo te? Ma secondo me la Chiesa fa già tanto, però diciamo che dobbiamo metterci noi in prima persona, noi giovani, e loro cercare un po' di svecchiare un po' il metodo. Poi nel senso, tutto viene da sé, cioè, Gesù aiuta secondo me. Domani i giovani ripartiranno da Sestri Levante alla volta di Levanto, dove alle 18 sarà celebrata la messa nel santuario di Nostra Signora della Guardia. Alle 21:15 l'ascolto della catechesi proposta da padre Enrico. Cambiamo tema, anche per oggi l'ARPAL ha diramato un avviso meteorologico per l'elevato disagio fisiologico per il gran caldo. Le temperature di oggi sono state stazionarie e quelle di domani saranno in leggera diminuzione, ma sarà elevata l'umidità. La minima più alta segnalata è stata registrata da Lassio, in provincia di Savona, con 26,4 gradi. La minima più bassa invece è stata registrata a Pratomollo di Borzonasca, dove si è scesi a 13,5 gradi. Questa mattina alle 10:30 a Rapallo è stata raggiunta la temperatura massima con 33,4 gradi. Il mare di Chiavari, nella zona di Preli, non è inquinato. Sono arrivate oggi pomeriggio le analisi di Ireti, che erano attese dopo lo sversamento di acque nere di sabato sera dovuto ad una temporanea sospensione della corrente elettrica. Il referto dei campioni di acqua marina effettuati ieri davanti ai bagni Oasis confermano dunque l'assenza di inquinamento. Oggi il sindaco ha chiamato personalmente lo stabilimento balneare per dare la notizia e assicurare i gestori. Solo una minima parte della fogna è finita in mare, spiega Marco Di Capua, che aggiunge: se ci fosse stato un gruppo elettrogeno il depuratore avrebbe continuato a funzionare. In questo senso il primo cittadino sta preparando una lettera ad Iren insieme all'ufficio ambiente. E rimaniamo a Chiavari perché domani mattina riaprirà al traffico via del Pino. Sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza delle condotte idriche nel sottosuolo della zona. Abbiamo intervistato il sindaco, sentiamo. Un intervento che ha liberato il sottosuolo dalle ostruzioni e che permetterà il deflusso dell'acqua piovana direttamente in Corso Garibaldi. Sono i lavori realizzati lungo la direttrice di Via del Pino. Prima, spiega il sindaco, la pioggia di Via Rivarola, del Carruggio e di Piazza Verdi confluiva in una curva a gomito, fuoriusciva e causava allagamenti. Ora il cantiere ha chiuso, soprattutto dopo aver ottenuto un deflusso diretto rompendo le mura storiche, per cui è stato necessario attendere l'ok della sovrintendenza. Domani mattina procederemo con una pulizia straordinaria dell'area che è stata per oltre 5 mesi e mezzo a cantiere, con idropulitrice e spazzatrice. I lavori inizieranno alle 8, si presume quindi l'apertura al pubblico della strada verso le 9:30-10. 6 mesi di lavori e di disagi al traffico. La città sembra aver reagito bene, ma la riapertura è attesa da molti. Lavorando in Via del Pino viene a mancare una direttrice di attraversamento della città da ponente verso levante, che è obiettivamente molto importante, soprattutto per il traffico commerciale. Quindi sicuramente le riaperture avranno giovamento le attività commerciali di questa zona e ci fa piacere, e dovrebbe diminuire un pochino il traffico sulla direttrice dell'Aurelia, che è rimasto l'unico di attraversamento in questo senso.
Da parte del Comune il ringraziamento ad Iren e alle ditte che hanno collaborato ai lavori. Soprattutto sia i geometri sia soprattutto gli operai come me che si sono spesi per cercare sia sulla modifica dei canali, la pulizia e diciamo tutti questi interventi in modo di rendere la città di Chiavari più sicura possibile, e questi lavori per mettere in sicurezza, come dicevo, ce ne sarà per degli anni. Ecco appunto, il piano di interventi non finisce qui, ma ripartirà a settembre con nuovi cantieri. Si realizzerà un intervento in via Vinelli e anche in piazza San Giacomo di Rupinaro, nonché in via Piacenza la parte bassa e via Entella. Novità in vista per il servizio Frecciabus, la navetta di interscambio per i passeggeri dei pullman turistici in arrivo al casello autostradale di Rapallo che vogliono raggiungere le località del Tigullio orientale. Terminato il primo rodaggio, ATP, Città Metropolitana e i comuni interessati hanno deciso di apportare alcuni aggiustamenti. Primo, per i controlli all'uscita del casello, ATP Esercizio collaborerà con la polizia locale di Rapallo. 2 nostri ausiliari con indosso una pettorina e quindi ben identificabili, spiega Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio, saranno in prossimità dello svincolo autostradale per verificare l'eventuale passaggio di pullman di Gran Turismo. Nel caso ci siano transiti non consentiti, gli ausiliari contatteranno gli agenti della municipale che potranno anche elevare verbali e sanzioni. L'obiettivo è quello di far rispettare le norme e far andare i pullman al parcheggio di interscambio. Si prevede anche una revisione nella compilazione della white list, ovvero la lista con le deroghe al divieto di transito previsto attualmente, in quanto, sostiene Claudio Garbarino, consigliere delegato di Città Metropolitana, forse oggi le maglie sono troppo larghe. Cristina Giordano è la nuova direttrice sociosanitaria dell'ASL 4 Chiavarese. Lei e i colleghi delle altre ASL, scelti dai direttori generali delle aziende, sono stati presentati oggi in Regione. Con queste nomine si chiude la pianta organica della riforma che sta cambiando la sanità ligure, afferma l'assessore Sonia Viale, che spiega la figura del direttore sociosanitario punterà sull'integrazione tra ospedale e territorio, un'impostazione per una sanità sempre più a chilometro zero. Ora andiamo a Zoagli. L'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha svolto un sopralluogo ai lavori della passeggiata mare e sul cantiere della strada di collegamento tra Semorile e la Fontana Buona. C'eravamo anche noi, vediamo. Per rimettere in sicurezza il lungomare di Zoagli sono stati spesi poco più di 174.000 euro, 150 provenienti dalla regione, la restante parte dal comune. La cifra ha coperto il ripristino delle scogliere, la ricollocazione dei massi in località Pozzetto e nelle spiagge del Duca e dell'Arenella. Il fronte mare era stato devastato dalla mareggiata del dicembre 2017, ora le 2 passeggiate sono tornate percorribili da residenti e turisti. Gli altri lavori del piano di recupero prevedono il ripascimento delle spiagge del centro e di Marina di Bardi per oltre 43.000 euro e il posizionamento di massi a protezione della zona della Chiappara per 33.000 euro. Di qui il sopralluogo dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e del sindaco Franco Rocca. I lavori di Zoagli hanno una doppia valenza. L'aspetto di protezione civile, di difesa del suolo, cioè quello di ridare a normale condizioni di vita a quei territori che hanno subito nel corso del tempo, a causa di eventi meteorologici avversi, gravi danni, ma anche e soprattutto a territori come Zoagli la possibilità di ritornare a splendere ovviamente nella stagione principale, cioè la stagione estiva, quella di grande attrazione turistica. Questa era la sintesi del provvedimento che abbiamo costruito tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Da sottolineare ovviamente anche l'importanza del ripascimento. Abbiamo costruito un provvedimento che prevedesse con i ribassi dei lavori eseguiti anche la possibilità di ripascere le nostre spiagge. A seguire, l'assessore ha visitato il cantiere della nuova strada di collegamento con la Fontana Buona. Ad oggi sono stati realizzati circa 500 metri di strada sui circa 2.400 previsti. La strada collegherà la frazione di Semorile con Villa Oneto, a Leivi, attraverso il passo dell'Anchetta e consentirà un nuovo e migliore accesso alla valle. Il primo lotto è stato finanziato dalla Regione con 500.000 euro. Cronaca, un senza tetto di 58 anni di nazionalità rumena è stato trovato morto in località Bracco, a Moneglia, più precisamente in un terreno in prossimità del valico tra la provincia di Genova e quella di Spezia. Dalle prime indagini la causa del decesso sembrerebbe legata all'intenso caldo di questi giorni, come spiega il comandante dei Carabinieri di Sestri Levante. A dare l'allarme le persone del posto insospettite dal forte odore di decomposizione. Proseguono le indagini da parte dei militari di Moneglia e Sestri Levante, il corpo sarà sottoposto ad autopsia.
I carabinieri di Pieve Ligure hanno denunciato un 18enne italiano che insieme ad un 16enne straniero rubava la borsa di una bagnante all'interno di uno stabilimento balneare di Sori. I due sono stati sorpresi dai carabinieri ancora all'interno dello stabilimento. La refurtiva dunque è stata restituita. Ora l'informazione diocesana. Tutti facciamo parte della Chiesa che è opera e mistero di Dio. A spiegarlo il Vescovo celebrando la festa patronale nella Chiesa di San Michele a Rialto a Chiavari. Monsignor Tanasini ha invitato a sentirsi orgogliosi di appartenere alla Chiesa e ad amarla e a non giudicarla soltanto per i suoi limiti umani. Sentiamo. La celebrazione della Madonna della Neve ha il suo fondamento nella dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Edificata durante il pontificato di Papa Liberio, fu ricostruita da Papa Sisto III, che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal Concilio di Efeso. Passaggi ricordati dal Vescovo durante la messa a Rialto. Monsignor Tanasini ha messo in luce l'evento che ricorda il rapporto tra la Vergine e la Chiesa. Maria, ha sottolineato, ne è madre, di cui l'invito ad amare la Chiesa, a sentirsi parte del suo mistero, nonostante l'occhio spesso critico della società di oggi. Amiamo questa Chiesa dunque, con grande dolore vediamo i nostri giorni abbandonare la Chiesa, vituperare la Chiesa, perché si guarda soltanto ai difetti degli uomini della Chiesa, difetti anche gravi, ma la Chiesa è di più degli uomini della Chiesa. La Chiesa è più grande, la Chiesa è più profonda. C'è una parte della Chiesa che è gloriosa e Maria, nella gloria del cielo, rende presente la Chiesa nel cielo. Durante la messa, due ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il Vescovo li ha invitati a sentirsi orgogliosi di far parte della Chiesa. La festa a Rialto prosegue oggi con la grande cena che coinvolge tutta la comunità e un buon numero di volontari. La parrocchia è piccola, però diciamo che siamo abbastanza. Il motore principale ovviamente è Don Pio, che ormai è da più di una decina di anni che è qui. È stato lui che ha ricreato la festa che si era andata un po' perdendo. L'ha ampliata, l'ha sviluppata e piano piano ha creato una serie, diciamo, di ingranaggi che cercano di muoversi anche da soli, diciamo. Quindi siamo un po' di volontari, chi fa la cucina, chi organizza, chi fa, e si riesce a mettere in piedi, diciamo, una bella cena qui sul piazzale della chiesa, ecco. Dal prossimo 10 agosto ai Bagni Ciccio di Chiavari sarà possibile donare giocattoli usati che saranno poi destinati ai bambini bisognosi assistiti dall'Istituto per il Baliatico. La raccolta è finalizzata al recupero dei giochi da spiaggia utilizzati da grandi e piccini durante le loro vacanze al fine di un loro riuso. Così, se per qualcuno le vacanze si concludono, l'estate continua permettendo ad altri qualche momento di divertimento. Ricordiamo dunque la data a partire da venerdì 10 agosto. E a proposito di bambini, oggi pomeriggio al porto turistico di Chiavari si è svolta l'iniziativa Un mare di tesori che ha coinvolto i ragazzi dai 6 ai 12 anni insieme alle loro famiglie. Siamo andati a vedere. Un mare di tesori a Chiavari è il nome dell'iniziativa organizzata dal Lab Tertigulio e patrocinata dall'assessore al turismo, arrivata quest'anno alla terza edizione. Una caccia al tesoro nel porto turistico di Chiavari per bambini dai 6 ai 12 anni insieme alle loro famiglie. Grande partecipazione di bambini che si sono cimentati nella caccia questo pomeriggio, nonostante il caldo afoso. Come nasce questa iniziativa? Nasce su una proposta fatta al Comune di Chiavari che ha accolto di nuovo questa proposta perché ne sono già state fatte altre e abbiamo deciso di farla durante l'estate proprio per avvicinare i turisti a quello che è il Comune di Chiavari, l'ambiente, la bandiera blu e via dicendo. Secondo te qual è comunque l'importanza di poter fare giocare i bambini insieme e far conoscere i bambini che non si conoscono? Beh, sicuramente quello di insegnare loro a collaborare, quello di imparare insieme divertendosi, perché questi sono caccia al tesoro educative, nel senso che intendono insegnare qualcosa in merito all'ambiente, appunto a quella che è la città di Chiavari e lo fanno in maniera assolutamente ludica. C'è una buona partecipazione della città rispetto a questo evento? Diciamo che è un evento che piace molto, infatti è stato riproposto più volte proprio perché la partecipazione è sempre stata molto alta. Di solito dobbiamo fermare le iscrizioni ad un certo numero per non avere poi un numero eccessivo di bambini che poi pregiudica appunto l'attività educativa e la capacità di giocare insieme. Qual è la cosa più impegnativa dell'organizzare questo evento?
Beh, diciamo che dopo un po' di edizioni fatte per conto del comune e anche di altri, pian pianino diventa abbastanza più facile sicuramente. Sicuramente pensare a qualcosa di dedicato, perché ogni caccia è diversa dalle altre, non le ripetiamo mai uguali a se stesse, quindi ogni volta bisogna pensare a qualcosa di nuovo. Il comune di Rapallo fa sapere che il servizio di funivia sarà aperto in notturna anche in altre 4 date, quelle del 14, 18 e 25 agosto e del 1° settembre. L'orario andrà dalle 19:30 alle 23:30. E ora andiamo a Lavagna, dove torna l'iniziativa Medioevo con Gusto. L'appuntamento è per venerdì 10 agosto dalle 18 alla mezzanotte. Sentiamo l'intervista di presentazione. Quali sono le novità delle edizioni di quest'anno? Ma quest'anno devo dire che abbiamo fatto delle scelte a livello di coreografia e a livello di impianto artistico, privilegiando come sempre i gruppi della città, che sono le Grazie d'Amore, che saranno in Piazza della Libertà, i Sestieri di Lavagna in Piazza Vittorio Veneto, i Flos Duellatorum con gli Arcieri qui in Piazza Marconi. Ma dal punto di vista appunto artistico e così di impatto abbiamo privilegiato i gruppi musicali, e allora quest'anno abbiamo ben 3 gruppi itineranti, ovviamente di musica medievale, ma come la scegliamo per Medioevo, di quella un po' forte, un po' caratteristica, e avremo i Prozopa, che vengono da Rapallo e sono stati ospiti anche da noi altri anni, che faranno un'ambientazione, come dire, un po' così da taverna, da musica che accompagna i nostri piatti medievali. Poi avremo i Sonnali di Tagatam, che vengono da Finale Ligure, sono un gruppo che noi desideriamo da anni, finalmente un venerdì li abbiamo trovati liberi e li ospiteremo qui. L'ultimo gruppo, sempre di ambientazione musicale, sono i Vagus Animi, è un altro gruppo molto famoso, molto conosciuto nelle ambientazioni storiche, è un gruppo molto sofisticato e di grande talento. A tuo avviso qual è il valore di questo tipo di eventi che coinvolgono comunque varie parti e varie entità della città che devono comunque collaborare per creare qualcosa? Il CIV Centro Storico in questo momento di commissariamento, non nego, ha cercato di tenere duro nell'intento di mantenere vive dal punto di vista nostro 2 manifestazioni fondamentali, che erano Musica e Gusto, che si è svolta il 13 di luglio, per fortuna con grande successo di pubblico e di risposta, e Medioevo con Gusto, perché sono quelle che fanno vivere la città come l'avevamo e come la vorremmo sempre, e coinvolgono tutta la parte commerciale, ma anche la cittadinanza e chi viene da fuori. Santa Margherita Ligure ha ospitato nei giorni scorsi l'incontro tra 2 golfi, la manifestazione che accoglie Liguria in musica, giunta alla sua 17ª edizione. In questa cornice il giovane cantautore ligure Gioacchino Costa ha ricevuto il premio Artisti di Liguria. Gioacchino Costa è stato premiato per la sua intensa attività volta a diffondere la cultura e il dialetto genovese nel mondo. Si è svolto invece a Ciandedria l'annuale raduno estivo dei Cavalieri dell'Asino d'Oro, l'associazione che raggruppa i sostenitori delle iniziative culturali dell'Ascito Cuneo di Calvari. Tra questi, con la tessera numero 1, il professor Giovanni Mennella, al quale è stato consegnato un attestato di incoraggiamento per l'impegnativo studio che ha appena affrontato sulle enigmatiche incisioni dell'ormai diventato famoso Masso di Cichero. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in agenda per domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 8 agosto. Continua la mostra di pitture di Cecilia Ravera Oneto presso la Galleria Cristina Busi di Via Marti della Liberazione a Chiavari dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Ultima serata dell'evento Una festa per lei al campo sportivo San Bartolomeo di Leivi. Alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21:30 si terrà il concerto Ma Noi No, contributo ai Nomadi Band. Tornano anche quest'anno gli assaggi a cavi, le proposte gastronomiche preparate dagli esercizi del CIV Cavi Arenelle, a partire dalle 19 a Cavi di Lavagna. Alle 20:30 in piazza Ravenna, Lavagna, si terrà l'iniziativa Lettura musicata coi giovani della banda. Quarto appuntamento con i dialoghi di archeologia al Museo di Sestri Levante. Alle 21 nella sala espositiva Carlo Bo di Palazzo Fasce si terrà la conferenza La Chiesa ritrovata, gli scavi di San Marziano a Carasco, a cura di Giada Molinari e Emanuela Alessio. Alle 21 in piazza Marconi a Sesta Godano si terrà la festa del donatore.
Per l'occasione saranno consegnate le benemerenze ai donatori Avis e viene presentato il Festival Internazionale dei Giovani di Carlo Devoti. Prosegue il Festival Organistico Internazionale dell'Associazione Rapallo Musica alle 21:15 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo. L'ingresso è libero e gratuito. Al via la festa del mare di San Michele di Pagana, a Rapallo, oltre 40 gli eventi in 4 giorni per scoprire e conoscere il mare, provare le attrezzature degli sport acquatici e incontrare personaggi di fama internazionale. Calcio, c'è un nuovo acquisto in casa della Lavagnese, si tratta del giovane Alberto Vaccarezza proveniente dalla Virtus Entella che ha sottoscritto il contratto con la società guidata dal presidente Stefano Compagnoni. Vaccarezza è nato il 22 febbraio del 99 a Lavagna, è difensore centrale, ex scuola Lavagnese e Sampdoria. Nelle ultime 2 stagioni ha disputato 14 gare con la formazione Under 17 biancoceleste e 17 presenze con la primavera di mister Sassarini. Il Rapallo Pallanuoto ha vinto oggi la medaglia d'argento alle finali del campionato nazionale Under 15 femminile. La finale si è giocata al centro federale di Ostia ed è stata vinta dal Bogliasco Bene per 11-7. Grande soddisfazione comunque in casa del Rapallo per aver centrato anche quest'anno il podio con tutte e 3 le squadre giovanili, grazie infatti al primo posto delle Under 19, al bronzo delle Under 17 e oggi si aggiunge l'argento dell'Under 15. Concludiamo con una notizia di rock acrobatico. La Liguria, in particolare la provincia di Genova, è un territorio ricco di campioni in questa disciplina. Ai recenti campionati nazionali disputati a Rimini, nella categoria A-Class, ha confermato campioni italiani per il secondo anno consecutivo la coppia formata da Simone Cavalera e Francesca Marletta. Entrambi ex agonisti nella ginnastica artistica hanno iniziato a gareggiare in coppia 1 anno e mezzo fa con risultati lusinghieri. Simone e Francesca hanno anche partecipato ai mondiali a Lione 2017 e hanno svolto 2 tappe di Coppa del Mondo, una a Mosca e una a Zagabria. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione torna domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello e poi il telegiornale alle 12:45, ma continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.